Rinascere a vita nuova, abbandonare l'uomo vecchio e insieme al Figlio di Dio fatto bambino vivere la gioia del Natale. L'augurio del Vescovo ai detenuti della casa di reclusione di Chiavari. Maria, modello di fede e di carità per vivere un Natale estroverso. Il Papa all'Angelus ha invitato i fedeli a porre al centro delle feste il prossimo e a tendere la mano a chi ha bisogno. Natale con noi il 25 dicembre in diretta su Telepace. Dalle 14:30 la trasmissione sarà dalla motovedetta della Guardia Costiera e con il Natale arriva in dono il canale 187. Lavagna ha celebrato il Confuoco per la prima volta di mattina. Il momento è stato animato dai sestieri. Il priore ha augurato alla città di ripartire. Anche da Don Queirolo un desiderio di speranza per il 2019. La Virtus Entella batte 1-0 al Comunale la Juventus 23. In rete il capitano Luca Nizzetto. In campo il giovane Mattia De Rigo, classe 2001. Mercoledì 26 il big match in trasferta contro la Carrarese. Buongiorno ai telespettatori del TG13, vigilia di Natale in carcere a Chiavari, dove questa mattina il vescovo diocesano ha celebrato la Santa Messa per i detenuti della casa di reclusione e per il personale della struttura. Con il Figlio di Dio fatto bambino è possibile rinascere a vita nuova e abbandonare l'uomo vecchio. Queste le parole di Monsignor Tanasini. Sentiamo. Che tutto quello che significa l'uomo vecchio sia annullato perché io possa essere un uomo nuovo. Ecco, questa è la possibilità che ci viene ricordata con Natale. La tenerezza di Dio, il potere ricominciare. Questo sia per noi la gioia di oggi. Rinascere a vita nuova, abbandonare l'uomo vecchio e insieme al Figlio di Dio fatto bambino vivere la gioia del Natale. È l'augurio che il vescovo diocesano ha lasciato in consegna ai detenuti della casa di reclusione di Chiavari. Monsignor Tanasini, nella messa della vigilia celebrata questa mattina, ha sottolineato come dalla nascita di Gesù ciascuno possa ritrovare il legame con il Padre e affrontare le difficoltà della vita con amore, speranza e fiducia. Quella speranza che le persone carcerate nella struttura chiavarese provano a ricostruire ogni giorno, anche grazie all'aiuto dei responsabili del carcere e dei tanti volontari che in tanti modi assicurano una presenza di bene e di vicinanza. Ci sono le persone che svolgono volontariato attraverso la presenza costante da tantissimi anni della Caritas e le persone che svolgono volontariato anche attraverso altre associazioni e poi c'è una buona parte della società civile che collabora anche preziosamente offrendo lavoro alle persone detenute, per esempio tutte quelle che sono le istituzioni come i comuni o altre associazioni che possono dare possibilità lavorative svolgono un compito preziosissimo per chi è all'interno del carcere e può utilizzare il proprio tempo in un modo costruttivo per sé e per la società. Molti detenuti stamattina sono fuori e sono impegnati nelle loro ordinarie attività lavorative, il pensiero sicuramente è rivolto anche a loro, diciamo che ce la mettiamo davvero tutta per cercare di adempiere al nostro mandato istituzionale, alla nostra missione. Speriamo di riuscirci e speriamo che il prossimo anno sia un anno gioioso, sereno, proficuo e che porti anche dei buoni risultati sotto il profilo del reinserimento lavorativo delle persone detenute. Questa sera il vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, presiderà la Santa Messa della notte di Natale dalla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. La liturgia inizierà alle 23:15, sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15. Domani mattina il vescovo presiderà la messa del giorno di Natale sempre dalla cattedrale di Chiavari alle 10. Anche in questo caso la diretta TV sarà su Telepace 1 al canale 15. Il Papa adesso Francesco all'Angelus nella quarta domenica d'Avvento ha indicato in Maria l'esempio di fede e carità per un Natale estroverso. Rileggendo l'episodio evangelico della visita di Maria ad Elisabetta, il Santo Padre ha sottolineato la prontezza della Madre di Gesù nell'accorrere al servizio dell'anziana parente. In queste feste, ha chiesto Francesco, al centro non ci sia il nostro io, ma il tu di Gesù e dei fratelli che hanno bisogno di una mano. Il servizio di Radio Vaticana.
Guardiamo a Maria, modello di fede e carità. La sua visita all'anziana cugina Elisabetta ci prepara a vivere bene il Natale, un Natale estroverso nel quale al centro non ci sia il nostro io, ma il tu di Gesù e il tu dei fratelli, specialmente di quelli che hanno bisogno di una mano. Papa Francesco prima dell'Angelus rilegge il Vangelo della Visitazione proposto dalla liturgia di questa quarta domenica di Avvento e spiega che lo Spirito Santo dà alla Vergine il dinamismo della fede e della carità e la porta ad accorrere al servizio dell'anziana parente. Un dinamismo che è opera dello Spirito Santo, lo spirito d'amore che fecondò il grembo virginale di Maria e che la spinse ad accorrere al servizio dell'anziana parente. Un dinamismo pieno di gioia, come si vede nell'incontro tra le due madri, che, commenta ancora il pontefice, è tutto un inno di gioiosa esultanza nel Signore, che compie grandi cose con i piccoli che si fidano di Lui. La Vergine Maria ci ottenga la grazia di vivere un Natale estroverso, ma non disperso, estroverso. Al centro non ci sia il nostro io, ma il tu di Gesù e il tu dei fratelli, specialmente di quelli che hanno bisogno di una mano. Allora lasceremo lo spazio all'amore che anche oggi vuole farsi carne e venire ad abitare in mezzo a noi. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ricorda il Natale ormai alle porte. Il mio pensiero, scandisce, va in particolare alle famiglie che in questi giorni si ricongiungono, ma, sottolinea ancora Francesco, tante persone non hanno questa possibilità. E oggi vorrei rivolgermi in modo particolare a tutti coloro che sono lontano dalla loro famiglia e dalla loro terra. Cari fratelli e sorelle, il nostro Padre Celeste non vi dimentica e non vi abbandona. Se siete cristiani, vi auguro di trovare nella Chiesa una vera famiglia dove sperimentare il calore dell'amore fraterno. E a tutti che sono lontani dalla loro famiglia, cristiani e non cristiani, dico, le porte della comunità cristiana sono aperte. Gesù nasce per tutti e dona a tutti l'amore di Dio. Questa sera Francesco presiederà la Santa Messa nella notte di Natale nella Basilica Vaticana. La diretta sarà trasmessa su Telepace 2 al canale 85 a partire dalle 21:30. Domani, giorno di Natale, il Papa presiederà la recita dell'Angelus e impartirà la benedizione solenne Urbi et Orbi dalla Loggia Vaticana alle 12. In questo caso la diretta su Telepace 1 al canale 15. E come tradizione il pomeriggio di Natale la nostra emittente trasmetterà in diretta Natale con noi, uno spazio per restare in compagnia dei nostri telespettatori offrendo immagini dal Tigullio. Quest'anno la trasmissione avrà una connotazione particolare. Sentiamo dal direttore Don Fausto. Cari amici, sono a farvi i migliori auguri di Natale da parte di tutta Telepace e nell'occasione degli auguri di Natale vi invito anche alla trasmissione che domani faremo nella giornata di Natale. È nostra consuetudine il pomeriggio di Natale viverlo insieme, Natale insieme. Quest'anno vivremo il giorno del Natale insieme attraversando il Golfo del Tigullio con la motovedetta della Guardia Costiera. Andremo nei luoghi che sono stati colpiti dal fortunale che è accaduto in questo ultimo scorcio di autunno e che ha devastato in modo particolare Santa Margherita e Rapallo, ma poi ha lasciato il segno su tutta la costa. E allora andremo a visitare questi luoghi per dare un segno di prossimità, di vicinanza a chi è stato colpito da questo, ma anche per vedere già i segni della ripresa, l'avvio di tutta una serie di attività che vogliono ridare speranza al territorio. E nel giorno in cui il Signore nasce per noi, per dare la speranza eterna all'uomo, Lui che ha scelto di farsi uomo come noi, vogliamo dedicare al nostro Golfo del Tigullio la nostra trasmissione. Allora vi invito a seguirlo nella giornata di Natale a partire dalle 14:30, partiremo dal Porto di Chiavari, andremo a Portofino, Santa Margherita, Rapallo e poi Sestri Levante. E la seconda cosa che volevo dirvi nella vigilia di Natale è l'invito a seguire fra 4 giorni la nascita di un nuovo canale della nostra emittente. Sul canale 187 fin da ora vedete un'immagine che dice stiamo arrivando. Dal giorno 28 partirà un canale nuovo di informazione, Telepace News.
sul canale 187 per tutto il giorno, 24 ore al giorno, avrete informazioni, notizie, aggiornamenti sul nostro territorio, sulla vita della Chiesa, sulle notizie più importanti del mondo. E allora, ma avremo modo di riparlarne, ci sarà un nuovo canale da cercare tra quelli di Telepace, sarà il 187. Vi auguro buon Natale da parte di tutto lo staff della nostra emittente e gli auguri ce li faremo ancora in diretta il giorno di Natale a partire dalle 14:30 qua su Telepace 1. E il giorno di Natale ATP effettuerà un servizio di navetta fra Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, una decisione che va incontro alle richieste degli amministratori locali e il desiderio di rilanciare il territorio colpito dalla mareggiata, reso possibile grazie alla disponibilità dei lavoratori. La prima linea, la 7A, partirà dalla zona del casello autostradale di Rapallo, proseguirà su via Mameli fino alla stazione di Rapallo e poi arriverà a quella di Santa Margherita Ligure. Da qui sarà a disposizione la seconda navetta per Portofino fino alla Cervara, con coincidenza dall'altra parte della passerella. I passeggeri percorreranno a piedi questo tratto fino a Paraggi. Sulla linea 82 è necessario munirsi del Portofino Pass, un ticket di sola andata da 3 euro e di 5 euro per andata e ritorno. E la combinazione fra festività, primi casi di influenza e flusso turistico verrà gestita quest'anno con l'apertura straordinaria di alcuni studi medici di medicina generale, un'iniziativa che vede coinvolta anche la ASL 4, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Un primo picco dell'epidemia influenzale infatti è previsto proprio per il periodo di Natale, così per limitare gli accessi al pronto soccorso l'azienda sanitaria ha attivato un progetto straordinario in accordo con i medici di medicina generale. Hanno aderito alle aperture straordinarie 3 studi nel distretto di Rapallo, 22 in quello di Chiavari che comprende anche l'entroterra, 11 in quello di Sestri Levante. Le aperture straordinarie sono in vigore nella giornata di oggi e il 31 di dicembre. A Lavagna adesso anche il Comune ha celebrato il tradizionale confuoco nel piazzale davanti alla Basilica di Santo Stefano. Il momento è stato animato dai sestieri, a parlare il priore e il parroco che hanno augurato alla città di ripartire con speranza. Sentiamo. Veder finalmente ripartire Lavagna e festeggiare il 70° della Torta dei Fieschi sono i desideri per la città da parte dei sestieri che ieri hanno portato il confuoco nella piazza della Basilica. Per la prima volta di mattina musici e sbandieratori hanno dato spettacolo davanti a numerose persone. Nel suo discorso il priore ha invitato Lavagna a rialzarsi dopo questi anni di difficoltà. Ha bisogno di riappropriarsi della sua città, tanto di riprendere anche e soprattutto la speranza, perché secondo me adesso parlo anche come cittadina, mi rendo conto che regna un po' lo sconforto in tutte le cose e quindi secondo me proprio ripartendo dalla storia, dalla tradizione della nostra città e dalla sua bellezza che è declinata in tantissime forme, ripartendo da qua secondo me si potrà veramente ripartire. Dopodiché si è svolta la tradizionale accensione dell'alloro. Anche Don Stefano Quairolo ha augurato a Lavagna un nuovo corso, paragonando l'attuale situazione di stallo alla presenza del famigerato punteruolo rosso, il coleottero killer delle Palme. Vorrei spifferi di speranza, non sarà un vento impetuoso, ma spifferi di speranza. Vorrei augurarli a tutti. Spifferi di speranza, se li mettiamo tutti insieme, il punteruolo rosso del pessimismo va a farsi benedire. Auguri! E con il titolo Il nostro presepe è andato in scena nella Basilica di Santo Stefano a Lavagna il concerto di Natale promosso dal Corpo Bandistico Cittadino, diretto da Aldo Mistrangelo, in collaborazione con l'associazione Carol Wojtyla Onlus. Ad esibirsi il soprano Milena Bracconi, accompagnata dall'orchestra di fiati. Nell'occasione ci sono stati alcuni interventi sulla tradizione natalizia da parte della studiosa Francesca Marini. Il concerto è stato ripreso integralmente da Telepace, sarà trasmesso in prima serata questa sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15.
Il giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre alle 19:15, Telepace trasmetterà invece il concerto di Natale animato dai bambini della scuola elementare Crocetta di Leivi e dal coro interparrocchiale Leivi Camposasco. Un ampio repertorio che spazia dalla tradizione natalizia sino a brani di musica classica. Vediamone un'anticipazione nel servizio. Vedendo tutti quei bimbi dicevi questa sera è proprio una benedizione. La sensazione che ho avuto io è stata quella di essere benedetti questa sera dalla presenza di tanti bimbi, perché loro sono la vita, sono la speranza, sono anche il futuro nostro e il presente nostro. E mi sembrava bello rimarcarla questa cosa. È stato un momento di benedizione, intanto perché hanno condiviso una cosa bella che è il canto, l'hanno preparata e l'hanno condivisa con noi. E poi c'era veramente la gioia della vita, ecco, che sprizzava proprio dai loro occhi, dalle loro voci e dal loro cuore. E poi è stato bello anche il momento vissuto insieme col coro interparrocchiale che si è armonizzato molto bene anche con i bimbi, e, insomma, certamente con stili di canti diversi, ma tutte e due con molta bellezza condivisa. Una serata dove la musica ha unito i piccoli e i grandi. È veramente, come ha detto anche il sindaco, una cosa bellissima. L'unione fra le nostre parrocchie hanno secondo me portato un risultato più che evidente. Il repertorio è stato vario, anche quello dei bimbi. Sì, sono state innumerevoli canzoni, tutte godibilissime e cantate con spirito giusto dei bambini, a cominciare dalla bellissima voce bianca che abbiamo potuto sentire. Oggi festeggiano 60 anni di matrimonio Adriano e Angela Podestà, che vivono a Rivarola di Carasco. Entrambi originari della frazione collinare di Paggi, sempre a Carasco, si sono sposati nella chiesa parrocchiale intitolata San Nicolò la vigilia di Natale del 1958. Da allora hanno trascorso la loro vita insieme fino ad oggi. Adriano, nato il 19 marzo del 1938, dopo aver esercitato qualche anno l'attività di falegname a Lavagna, ha prestato la propria attività da operaio meccanico in varie ditte della zona fino alla pensione. Per anni è stato anche impiegato nell'amministrazione del suo comune come assessore al fianco dello storico sindaco Luigi Bacigalupo. Angela, nata il 25 maggio del 1939, si è invece occupata prevalentemente della cura della famiglia, dedicandosi anche ai campi e in particolare alla coltivazione dell'oliveti. Hanno avuto 2 figlie, Giancarla e Marina, che oggi, insieme ai mariti Mario e Lorenzo, ha 5 nipoti, Dario, Andrea, Francesco, Luigi e Angela, saranno loro vicini in questa lieta ricorrenza. Agli sposi gli auguri da parte di tutto lo staff di Telepace. La linea adesso va alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie e servizi di sport. Il Corriere della Sera titola: proteste in arrivo per la manovra, ma Salvini si dà un 7, i tagli e le nuove tasse, ora il voto passa alla Camera e Di Maio lancia anche la fase 2, un video con Di Battista per Capodanno. Non profit, raddoppio dell'Ires se il volontariato diventa un bene di lusso. Il Krakatoa e l'onda gigante, tsunami dopo l'irruzione in Indonesia.
E vediamo all'interno del Corriere della Sera: caos Carige, via 2 consiglieri, la ricerca di un'aggregazione. Reclin e Mincione lasciano il board, la Fabi, ora intervenga il governo. L'ipotesi di un partner, si profila la necessità di un partner per la Carige, si parla di Ubi e Banco BPM. 27,5% la quota di Malacalza Investimenti, 400 milioni la richiesta di aumento di capitale, 257 milioni di euro le perdite sui crediti del terzo trimestre. E la stessa notizia la troviamo anche sulla prima pagina del Secolo, che però ha un'antecopertina sulle foto dell'anno. Natale 2018, l'intervista a Renzo Piano: il grande cantiere di Genova ci insegnerà a crescere insieme. Poi dietro c'è la vera copertina del Secolo con la notizia su Carige, e Reclin lascia il CDA, così non si riesce a risanare nulla. Ma la notizia principale sulla manovra: va ma il reddito di cittadinanza a gennaio cambia, e dal 1 gennaio in Liguria benzina meno cara, balneari concessioni prorogate per 15 anni. Svolta per Fincantieri, negli aiuti al porto i soldi del ribaltamento. E poi ancora Conte, appello da Tripoli, Movimento 5 Stelle e Lega restino uniti. Lentella spreca e soffre ma batte la Juventus Baby. E poi c'è la corsa al regalo dell'ultimo minuto a Rapallo e nei centri storici del nostro Tigullio. Andiamo a vedere appunto dal Levante. Caccia agli acquisti dell'ultimo minuto, abbigliamento, libri, tecnologie e giochi. La Riviera nota la mancanza di turisti stranieri ma cerca di rialzarsi. Gastronomia sempre al top dei consumi di Natale. Purtroppo ci sono brutte notizie per il commercio a Chiavari, pioggia di chiusura di negozi. Chiavari sostenga il settore, dal 1 gennaio abbassano nel serrande diversi punti anche storici del commercio chiavarese. Siamo a Rapallo, gli appartamenti diventano un hotel a 5 stelle, San Michele di Pagana, percorso in controtendenza per Villa Arcadia, c'è il via libera del Consiglio Comunale alla trasformazione in hotel di questo edificio che insiste sulla famosa strettoia, che quindi rimarrà tale per sempre. Svincolo Alberghetti, Capurro si rivolge alla Corte dei Conti. I soci della sezione di Chiavari dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia hanno sancito il passaggio di consegne fra il precedente presidente della sezione Alessandro Viggiani e il nuovo Alberto Baudà. Nell'occasione il delegato regionale e presidente della sezione di Genova Mario Merello ha consegnato al presidente Viggiani una targa per l'attività svolta e un attestato di benemerenza. Notizia che ritroviamo sempre sul nostro sito. Andiamo adesso in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Emanuela Castello. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. La cronaca: con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la compagnia Carabinieri di Chiavari nel fine settimana ha effettuato un servizio specifico di controllo nei luoghi di ritrovo. In questo contesto sono stati denunciati per furto aggravato in concorso 2 cittadini stranieri di 47 e 50 anni, entrambi pregiudicati perché sono stati trovati in possesso di numerosi generi alimentari che avevano rubato poco prima. Inoltre un uomo di Genova di 54 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali al termine di una lite per motivi di traffico, perché in questa circostanza ha colpito un uomo di 51 anni. La patente gli è stata ritirata. Nell'ambito dello stesso servizio i carabinieri hanno denunciato un 25enne straniero privo del permesso di soggiorno, un 21enne di Zoagli per disturbo a riposo delle persone e un 25enne di Levi per guida in stato di ebbrezza. È tutto, linea allo studio. E adesso abbiamo la pagina dello sport con il calcio. La Virtus Entella è tornata alla vittoria battendo al Comunale di Chiavari la Juventus Under 23 1-0. 3 punti importanti grazie ai quali la squadra torna nella parte alta della classifica del Girone A. Sentiamo le interviste a fine gara. I ragazzi di mister Boscaglia volevano fortemente tornare al successo davanti ai propri tifosi, lo hanno fatto con una buona prestazione. L'Entella ha avuto un approccio positivo alla partita, creando subito occasioni da gol nei primi minuti e sbloccando la contesa al 12° grazie al gol del solito capitano Luca Nizzetto. I biancocelesti hanno continuato ad attaccare, hanno segnato ancora la mezz'ora con Pellizzera, il gol però è stato annullato. Nella ripresa la Juve ha provato a scuotersi, a alzare il proprio baricentro senza tuttavia creare grossi problemi alla porta difesa da Massolo. Grande vittoria perché è una vittoria voluta, giocata in un certo modo la partita così come lo volevo, non solamente dal punto di vista tecnico-tattico ma soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento aggressivo. Era quello che desideravo. L'approccio è stato abbastanza feroce dal punto di vista sia fisico ma anche tattico. Siamo andati a prenderli altissimi, li abbiamo fatti sbagliare tantissimo.
Nel secondo il canovaccio è stato sempre uguale, ma naturalmente col passare dei minuti c'è un po' di stanchezza, la squadra tendeva ad allungarsi di tanto in tanto, loro qualche ripartenza l'hanno fatta e c'è stato un tiro molto molto pericoloso che è stato sventato benissimo da Massolo, ma poi noi abbiamo avuto veramente tante altre occasioni per chiudere la partita. Volevate fortemente questo risultato? Volevamo tornare a vincere in casa dopo aver perso con la Pro Patria e comunque aver fatto una gran partita ad Arezzo. E sono punti pesanti anche vedendo un po' i risultati delle altre squadre. Penso che questi 3 punti sono fondamentali e ci aiutano ad affrontare una partita difficile come quella di Carrara. Mattia, il tuo debutto tra i professionisti, cosa hai pensato quando il mister ti ha detto di entrare? Diciamo che subito, appena mi ha mandato a scaldare, ero molto emozionato e contento. È una grande opportunità per me e comunque giocare con la prima squadra è, penso, il sogno di chiunque, quindi sfrutto al massimo questa opportunità e cerco di dare il massimo. La Virtus Entella adesso sarà impegnata mercoledì 26 dicembre in casa della Carrarese e domenica 30 al Comunale contro il Gozzano. Si è giocata anche la Serie D, questi i risultati della 17ª giornata del campionato del Girone A. Il match tra Pro Dronero e Lavagnese è stato rinviato per la presenza di ghiaccio in una porzione del campo da gioco. La decisione è stata presa dalla terna arbitrale dopo il sopralluogo con i capitani di entrambe le squadre. Al Sivori invece a Sestri Levante il Sestri ha pareggiato 0-0 contro il Bra. Anche il mondo dello sport è stato colpito dalla mareggiata di fine ottobre. Fra le località liguri colpite c'è il quartiere genovese di Sturla, dove la locale società di pallanuoto, la Polisportiva Sturla, ha avuto la sede pressoché distrutta. Per sostenere questa società, Chiavari Nuoto ha deciso di mettere in vendita le cuffie da nuoto che recano il marchio Genova nel cuore, nell'ambito della tradizionale manifestazione di Acqua Gym che si tiene prima dell'inizio delle festività natalizie. La cuffia, commercializzata con il sostegno della Federazione Italiana Nuoto, viene venduta con l'obiettivo di raccogliere offerte per gli sfollati del Ponte Morandi. La Chiavari Nuoto le ha vendute ai propri 1200 iscritti. Il Comitato del CONI della Liguria ha consegnato la Stella d'Oro al merito sportivo alla Chiavari Scherma. Il riconoscimento è stato consegnato in considerazione degli oltre 50 anni di storia sportiva. Il presidente Nicola Orecchi ha espresso grande soddisfazione ricordando l'impegno degli atleti, dei maestri, dei presidenti e dei consigli direttivi che si sono avvicendati nel corso degli anni e ha espresso particolare gratitudine al maestro Giovanni Falcini per la instancabile attività non solo sportiva ma anche organizzativa. Nell'ambito della stessa manifestazione è stata assegnata la medaglia di bronzo al valore atletico a Simone Mangiante, atleta dell'Associazione Sportiva Centro Studi Discipline Orientali di Lavagna. Il riconoscimento è stato assegnato per i risultati ottenuti nel 2017 ai campionati europei a Tbilisi in Georgia. E i soci del Circolo Genoa Club Ugo Vignale di Lavagna hanno offerto una giornata di festa ai bambini dell'Istituto Divina Provvidenza Cordeviola di Lavagna. Nella sede del circolo si è svolto un pranzo con distribuzione di doni e soprattutto di grandi sorrisi da parte dei piccoli ospiti. Oltre ai regali sono stati distribuiti buoni acquisto per vestiario. Il gesto di solidarietà che per i soci si sposa con la passione per lo sport e in particolare per il calcio è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei commercianti di Lavagna. E con questa notizia si conclude questa edizione del TG13. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di TV Gli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.